Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda l'ultima edizione live del nostro audio-video giornale. Partiamo subito con la partenza dei primi aiuti dal Friuli Venezia Giulia verso i territori colpiti dalla guerra in Ucraina. Il servizio. Assessore, allora questo è il primo carico che è partito da questo hub nazionale, poi ne succederà nei prossimi giorni anche un secondo verso la Slovacchia. Sì, questo è il primo, siamo già pronti per partire anche con il secondo carico e siamo anche pronti ad andare ai confini con la Slovacchia per organizzare quel centro di smistamento per le persone che arrivano dall'Ucraina che ci hanno chiesto. Oltre a questo stiamo naturalmente organizzando anche tutta l'attività dell'accoglienza e della sicurezza sanitaria nel lavoro che stiamo facendo di concerto con le prefetture e naturalmente con il coinvolgimento di tutti i comuni. Questo è un lavoro che già questa mattina è partito, quindi bisognerà intensificarlo per garantire cure da una parte e sicurezza sanitaria dall'altra. Questo è un viaggio comunque rischioso, soprattutto nella parte in cui c'è il conflitto, quindi un percorso che per ora rimane riservato per ovvi motivi di sicurezza. Non è una passeggiata, però sappiamo di poter contare su professionisti di grande qualità, che sono i nostri tecnici della protezione civile, e mi permetto anche di ringraziare la Ceccarelli che ci ha donato questi viaggi. Quindi vanno ricordate anche le aziende che si sono messe a disposizione per questo. Dicevo, restiamo in tema per quanto riguarda il discorso legato all'accoglienza delle popolazioni in fuga dalla guerra in Ucraina, perché è stata formalizzata nelle scorse ore un'intesa tra il comune di Udine e la prefettura per mettere a disposizione spazi per la prima accoglienza di un centinaio di profughi provenienti dall'Ucraina, anche se sprovvisti dello status di richiedente protezione internazionale. Il documento è stato approvato dalla Giunta Comunale stamattina. Si tratta di un'iniziativa che si aggiunge a quanto già fatto dall'amministrazione nei giorni scorsi. Prima erano stati messi a disposizione 6 alloggi, poi era stato trovato un accordo con la Quiete per accogliere fino a 30 profughi nella residenza I Faggi di via Micesio. Ed ora restiamo in tema per sentire dal Presidente Fedriga com'è la situazione per quanto riguarda l'accoglienza in Friuli Venezia Giulia. Governatore Fedriga, oggi ha relazionato in aula sull'andamento della crisi ucraina per quanto riguarda Friuli Venezia Giulia. Quali elementi sono stati sottolineati? Noi stiamo organizzando tutto il sistema dell'assistenza, sia per quanto riguarda l'accoglienza, sia per quanto riguarda le prestazioni sanitarie da garantire ai profughi che scappano dall'Ucraina. Su questo c'è, devo dire, un sistema nazionale che si sta muovendo con un forte supporto delle regioni. Noi particolarmente siamo una regione di confine nella quale vediamo attraverso i nostri confini passare le persone che stanno scappando dalla guerra. Abbiamo avuto circa, almeno quelli monitorati, 12.000 passaggi dal confine del Friuli Venezia Giulia. Gran parte delle persone si sono mosse verso altre regioni italiane e altre, soprattutto le grandi città italiane. Circa nella nostra regione, tra il sistema di accoglienza e amici e parenti dove hanno trovato alloggio, ci sono intorno alle 700 persone con le quali ovviamente stiamo cercando di organizzare una rete che possa garantire sia quanto ci viene chiesto dal Ministero della Salute, quindi non soltanto i tamponi e l'offerta del vaccino Covid, ma anche gli altri tipi di vaccini per cui queste persone sono scoperte. È un sistema ovviamente complesso, perché voi pensate cosa vuol dire gestire l'ipotesi che si trovi un positivo, che si trovino dei contatti col positivo, l'isolamento ed altro, ma devo dire che la Regione, la Protezione Civile della Regione ce la sta mettendo tutta, non a caso proprio la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia con l'hub di Palmanova è diventato centro per tutto il nord Italia per gli aiuti che vengono
portati alla popolazione in guerra. Siamo partiti con 2 missioni, sia per quanto riguarda la parte di gestione logistica, sia per quanto riguarda l'approvvigionamento di materiale sanitario necessario a quella stessa popolazione. Guarda, è tutto per quanto riguarda questa edizione della notte, non resta che augurare a tutti voi buonanotte, scusate il gioco di parole. Chiaramente le ulteriori notizie le potrete seguire sul nostro sito friuritv.net oppure sulle nostre pagine collegate. Grazie per la visione e l'ascolto e, come si dice in questi casi, mandi e alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.